Buonasera a tutti e benvenuti a tutti i belli di Bella. Eccoci, tra pochissimo iniziamo con questo nuovo spettacolo. Intanto ben ritrovati, nuova puntata organizzata pienamente dalla nostra fantastica agenzia Anima Spettacoli e Eventi. Anzi, ve lo ricordo, per quelli che sono i vostri eventi, se dovete organizzare qualcosa in particolare, se dovete organizzare anche un compleanno, una festa, pizza e spettacolo, eventi in piazza, qualsiasi cosa, rivolgetevi proprio all'agenzia Anima Spettacoli. Questa sera è proprio colei che ha organizzato questa splendida serata. Solamente alcuni degli artisti che fanno parte di questa fantastica agenzia questa sera canteranno qui su questo fantastico palco. Quindi mettetevi belli comodi, perché per i prossimi 60 minuti staremo insieme. Io do una buona serata a tutti voi che come sempre ci guardate sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi che invece in questo momento siete collegati in radio sui 103.7, chi magari è collegato in DAB. Buonasera invece a chi ci segue dalle applicazioni. Buonasera a chi ci sta guardando in replica. Buonasera a chi ci sta guardando anche tramite i social, perché ricordiamo che siamo in diretta sia su Facebook che su TikTok. Anzi, qualora volete fare un salutino, qualora avete voglia di salutare anche noi, potete tranquillamente contattarci direttamente su TikTok, perché lì vi leggiamo in tempo reale. Non prendiamo telefonate, non leggiamo i messaggini, perché altrimenti diventerebbe troppo lungo e abbiamo solo 60 minuti e abbiamo voglia di cantare. Quindi, come dicevo, mettetevi comodi, miei cari, perché siamo pronti per iniziare ufficialmente con il primo ospite della serata. Lui possiamo dirlo che è stato sempre con noi da quando abbiamo iniziato questo nuovo format, e anche questa sera in realtà ce l'aveva promesso che non sarebbe più mancato. Così, promessa mantenuta. Facciamo un applauso proprio per Francesco Coppola. Vieni Francesco, buonasera. Ciao Mary. Ciao. Come stai? Bene, tu? Ciao a tutti. Come stai? Benissimo. Bene, sono contenta, anche perché mi hai fatto vedere la foto della nipotina, ma quanto è bella. Il mio amore. Complimenti perché è bellissima. Come Grazie. si chiama? Marica, gli mandiamo un bacio, poi quando è più grande glielo fai guardare questa cosa, una piccolina. Ancora sei una ninna bellissima. Allora Francesco, come stai? Noi ci siamo visti settimana scorsa, ci ritroviamo insieme a distanza di una settimana. Oltre le temperature che si sono alzate di brutto, c'è qualcosa di nuovo? sto benissimo e sempre un ringraziamento particolare per la mia agenzia Anima SC e Spettacoli. Esatto, l'SC noi glielo mettiamo perché Tu lo dimentichi SC? No, non lo dimentico, ma a me piace, sai perché dico Anima Spettacoli? Perché per far capire che è proprio nel senso di animare gli spettacoli, no? Perché se faccio Anima SC Spettacoli si perde un po' il senso, però sì, in realtà è Anima SC Spettacoli, digital video, insomma c'è di tutto, la Scar Music, c'è di tutto e di più, un'agenzia veramente completa a 360 gradi. Per qualsiasi cosa vi potete rivolgere a loro, anche perché sono abbastanza professionali. Sì, hanno anche davvero tantissimi artisti che ne fanno parte, ci sono in mezzo anch'io. Anzi, ricordiamo una cosa molto importante che ancora non abbiamo annunciato, ma che questa sera lo stiamo facendo in anteprima. Giorno 4 di agosto, non prendete impegni perché c'è una grandissima serata a Catania. Non vi voglio ancora svelare dove sarà, perché certe cose si tengono un po' segrete, ve lo sveleremo tra un pochino. Ci sarà una fantastica serata proprio organizzata da agenzia Anima Spettacoli, e ci sarai sicuramente anche tu, ci sarà Vincenzo, ci sarò anch'io, insomma ci sarà uno spettacolo pieno. Quindi il 4 agosto vi vogliamo con noi. Già vi sto dicendo questa cosa, non prendete impegni. Detto questo, Francè, che ne pensi se iniziamo a cantare? Stasera abbiamo più spazio per cantare. Questa sera voglio cantare un brano che ho fatto parecchi anni fa, dal titolo Con te. Benissimo, iniziamo con uno, poi gli altri li facciamo dopo. Va bene, ve lo lascio! Con il te. nostro Francesco Coppola. Ma certamente avrò ferito l'amore. Non sono fatti miei, chi sta sbandata è fatta già. E piano piano ti innamori di me, ma in questo amore non c'è il posto per tre. E tu deciditi, ognuno non lo fai sapere. Mi pigna mano e tu mi giuri ti
pazza cotta innamorata di te. Dai, facciamo amore tutte e due, mettiamo indietro i vecchi amori, stasera inizia una storia nuova. Dai, che ce ne importa poi di lui, succede basta con te, non ti lasciava da sola stasera. Già stanotte mi ritrovo con te, non sarà l'ultima, sai perché non farò come lui, da sola non ti lascerò. E tu mi giuri ti amo, sono pazza cotta innamorata di te. Dai, facciamo amore tutte e due, mettiamo indietro i vecchi amori, stasera inizia una storia nuova. Dai, che ce ne importa poi di lui, succede basta con te, non ti lasciava da sola stasera. Dai, facciamo amore tutte e due, mettiamo indietro i vecchi amori, stasera inizia una storia nuova. E questa notte mi ritrovo con te, con te, con te. Bravissimo Francesco Coppola, complimenti, questa canzone è molto bella, sai che non me la ricordavo? Questa Bella, l'ho scritto io, questo brano, Bello. tanti anni fa. mi piace. Ritratta una storia vera. Molto bella, sai cosa? Questi sono i testi belli. Proprio oggi mi è capitato che in live anche si Ora abbiamo chiacchierava. tutti i brani nuovi. E piano piano li ascolteremo, sempre grazie all'agenzia Anima Spettacolo. Sempre grazie all'agenzia. Esatto, anche il mio prossimo brano Loro mi curano a 360 gradi. Molto bello, una cosa molto bella, una realtà molto molto, devo dire, ben organizzata, dove comunque tu vai e ti senti in famiglia, ti senti a casa e stai bene perché ti senti anche coccolata, e questa è la cosa più importante. Va bene Francesco, torni dopo? Ci vediamo dopo. Che vogliamo ascoltare qualche altra Aspettate. cosa. A dopo. Non ci muoviamo, non ci muoviamo. Allora, a questo punto direi di continuare con questo spettacolo meraviglioso, sempre grazie all'agenzia Anima Spettacoli, e direi che è arrivato il momento forse della voce più giovane di tutta l'agenzia, se non sbaglio, dovrebbe essere la voce più fresca, più giovane, che ha iniziato a cantare anche lui da più piccolo, forse il più piccolo anche di tutti, e ragazzi ovviamente non poteva mancare, perché se manca lui manca proprio l'essenza, il tutto. Facciamo un applauso per Vincenzo D'Alessi. Buonasera a tutti, ciao Mary. Ciao Vincenzo, buonasera. Come stai oggi? Tutto bene. È arrivato il maestro Salvo, buonasera Ciao, Salvo, maestro. buonasera. Ben arrivato. Allora, Vince, diciamo, io prima già l'ho annunciata questa cosa, ma ne parliamo un attimino insieme, senza svelare però dove, questo lo sveleremo più avanti. Per il 4 agosto. Esatto, ci sarà questo fantastico spettacolo in un locale. Diciamo solamente che sarà in un locale, Sì. ok? A Catania, questo lo possiamo dire, così basta, ora non ci allarghiamo troppo, però giorno 4 di agosto ci sarà questo spettacolo dove tu sarai, diciamo, il protagonista. Sì. E quindi sarà davvero uno spettacolo bello, anche perché si canterà live, ci farai sentire alcuni dei tuoi brani, ci Certo, farai ci sono sentire anche i brani alcuni inediti classici. Che vorrei presentare proprio In quel occasione giorno. della serata, Sì. bellissimo. Quindi ragazzi, vi stiamo dando anche questa chicca. Poi comunque Vincenzo inizia a cantare, non la smette più, quindi abbiamo voglia di cantare. E come dicevamo, brani inediti, che io questa cosa non la sapevo, ce l'ha annunciata lui in anteprima. Quindi insomma, giorno 4 di agosto siete con noi, vi daremo le prossime A info. parte questo ci sono novità. Dici. Stiamo lavorando per un nuovo singolo, Bene. stiamo preparando il videoclip, Ok. che abbiamo registrato, abbiamo fatto tutto. E A breve sarà fuori. Sì. Fine Stiamo giugno. aspettando il momento giusto.
Pensi fine giugno? Ce la facciamo? Inizi luglio? Anche a luglio. Sì, Anche sì. luglio, va bene, per male quando uscirà anche quella mia nuova. Sì. Va bene, ragazzi, stay tuned, si sta arrivando, quindi siamo in fase di download, come si suol dire. Presto fuori. Allora, adesso anche per te un brano, gli altri poi ce li fai ascoltare dopo, ok? Cosa ci dedichi come primo singolo? È modo circa. E mi piace. Ve lo lascio insieme al maestro Salvo, il nostro Vincenzo D'Alessi. È modo circa, per voi. Non verrai, ti aspetti inutilmente, sacci non verrai. Sono che canta macchina fermata a tu. Mi dicevo che era pazzo su di me. Ma che fai? Tu fai vincere l'orgoglio, ma tu che fai? Se diverso non sia stesso, non mi pare tu. Sempre un incubo di giorno, non riesco all'accettare. Stavo da quel momento, ma non capivo che per me era importante. E poi pensavo che eri solo un gioco, la storia in ora da buttare via. Pur sapendo che mettevo cuore, ti trascuravo quando mi chiamava. Mio Dio che stupido, che non ti capivi è modo circo, ma non sai già tu stai. Manco tu camerata assai, quelle attenzioni che non vanno via. Ormai so parte che sta vita mia, come volesse che la buonanotte a me faceva tutte servire, ma dormire. Il legato cerca tutte le ore, ma so chi si ti parla tu sei indifferente, non va me. Sembra un incubo, non giuro, non riesco all'accettare. Gridami, io ti giuro sono cagnato, ma mi crederai. Voglio che la storia vera capoliva tu. Sembra un incubo, lo giuro, non riesco all'accettare. Da cara sapere da quel momento, ma non capivo che per me era importante. Io che pensavo che eri solo un gioco, la storia in ora da buttare via. Pur sapendo che mettevo cuore, ti trascuravo quando mi chiamava. Mio Dio che stupido, che non ti capivi è modo circo, ma non sai già tu sai. Manco tu camerata assai, quelle attenzioni che non vanno via. Ormai so parte che sta vita mia, come volesse che la buonanotte a me faceva tutte sere per me, ma dormire. Grazie. Il nostro Vincenzo. Grazie, Mary. Complimenti sempre, questo brano bellissimo. E devo dire che anche questa volta, come sempre, arrivi e spacchi tutto, Vincenzo. Grazie, bravo. grazie. Bravo. Allora, vuoi iniziare a fare qualche salutino o li facciamo poi dopo gli altri? Come vuoi. Come vuoi tu, se vuoi iniziare a Voglio salutare? salutare a mio papà che mi segue sempre, che è sempre qui con me, a mio zio che è qui con me pure. E voglio ringraziare la nostra agenzia, tutte le persone che comunque sono con noi, che ci sostengono, ci aiutano, anche a Salvo. Salvo, vuoi fare anche tu qualche saluto?
Dopo, tanto Salvo non è di poche niente, parole, poi Salvo voglio è un salutare attivo. mia nonna, la mia mamma, la mia fidanzata e tutti. Un bacio. Grazie Vincenzo, ci vediamo dopo, sempre Grazie. rispettosissimo, grazie a te. Grazie a Vincenzo D'Alessi. Andiamo avanti adesso perché è arrivato il momento del prossimo ospite. Lui è venuto scorsa settimana per la prima volta, tra l'altro ci ha cantato anche un brano inedito. Adesso voglio andare un po' a vedere, a capire, a scoprire se ci sono delle belle novità. Facciamo un applauso per Francesco Quadarella. Buonasera a tutti. Ciao Mary. Francesco, buonasera, bentornato soprattutto. Grazie. Anche perché diciamo che scorsa settimana, durante la nostra puntata, in occasione proprio di questo new entry, di questo ingresso nell'agenzia, sei tornato anche a cantare, finalmente dopo tanto tempo, e avevamo cantato il nuovo singolo, diciamo così. Cosa mi dici? Come ci sono novità? Facci sapere. No, sta andando abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatto. Tantissime condivisioni, molte persone che si sono ricordate di me. Che bella questa cosa. Che mi hanno scritto anche su Messenger, persone che ora attualmente si trovano in Germania, alcune in Svizzera, mi hanno scritto e mi ha fatto tanto piacere. Anche se non mi ricordo, li saluto tantissimo e le mando un bacio. A tutti, grazie. Queste sono cose belle perché vuol dire che comunque hai sicuramente lasciato un'impronta importante in passato. Sì, abbastanza. E che sicuramente se magari non ti fossi fermato, chissà oggi. Però la vita delle volte, sai cosa dico? Non è, se ci sono dei percorsi che si devono fare, vuol dire che deve andare in un determinato modo, però non è mai troppo tardi. A me piace dirla sempre così, non è mai troppo tardi, ed infatti si ritorna. Anche per te questa sera ci sono diversi brani, però iniziamo con uno, se sei d'accordo. Sto presentando stasera un brano del 1998. Oh, Deciso un po' di anni fa. Dai, qualcuno, qualche anno fa. Anche se stiamo preparando dei lavori nuovi, ma sono in preparazione, piano piano stiamo andando avanti con i brani nuovi. Ma del resto non è che si possono uscire 10 brani tutti in una No, volta. piano piano. Insomma, altrimenti sarebbe impossibile. E allora questo del 1998 che vuoi riproporre questa sera, come si intitola? L'amore. Bello, mi piace. Ragazzi, Francesco Quadarella. Se scedo con te a mattina, sa dormo ogni sera in doletti, ti fa bella giornata l'amore. Quando telefonate, a me innamorate, si chiama sto sole, bene con te in domani. Scendere suona si tanta parla, ti fa sentere buono, ti fa sentere male, e ti appiccica la luce se vorresti in oscuro. L'amore ti regala emozione, nelle breve di luce che ti fanno morire. Quando si innamorato, resti chiusi in da stanza, e ti abbracciano suono con l'occhio asciugato, senza te accorgere. Sta dentro il caffè a mattina e mezzo traffico che non ha preso, dentro all'occhio la gente l'amore. Io che non vedo d'amore, io che non sono innamorato, ma non dice che non è nato, e te che ne vinti in mano. Ti scedono suona si tanta parla, ti fa sentere buono, ti fa sentere male,
e ti appicciona luce se vuoi essere scuro, l'amore ti regala emozioni, mille periodi di luce che ti fanno morire, quando sei innamorato riesci chiuso in una stanza e ti abbracciano sotto con l'occhio scedenato, senza te la calare mille breve di luce che ti fanno morire, quando sei innamorato riesci chiuso in una stanza e ti abbracciano sotto con l'occhio scedato, senza te la calare Grazie. Francesco Quadarella, bellissimo questo brano, ti dico la verità, non lo conoscevo, molto molto bello, complimenti Francesco. Grazie. Chissà quanti brani hai ancora meravigliosi. Non ti muovere che ora tocca a me, dopo. Dicevo, chissà quanti brani meravigliosi che hai. Tantissimi. Ma hai pensato magari a qualche brano un po' più vecchio che ti è rimasto più nel cuore di riproporlo? C'è un brano che sto cercando di farlo remessare. Ecco. Si intitola, è un brano che parla di tutti i ragazzi che all'uscita della discoteca hanno avuto incidenti, bello, comunque un tema importante, un brano che parla della realtà, delle cose che succedono. Che nonostante, dico, siano passati tanti anni, continua a rispecchiare anche Lo oggi. sto facendo remissare per rifarlo un pochettino più rimodernizzato. Ok, quindi comunque questa idea già ti era venuta di riproporre alcuni brani. Sì. E chissà, questo possibilmente è solo il primo di tanti altri che magari nel tempo si ripresenteranno, anche perché adesso che siamo tornati non ci fermiamo più, giusto? No. Bravo Francesco, bravo, e noi ci piacciono così, quando sono sicuri, dritti verso la meta. Va bene, Fra. Ci vediamo dopo. Ok, ciao, grazie. Ciao Francesco. Grazie anche a te. E raga, sicuramente in tanti, anche riascoltando questo brano, vi siete un po' ricordati dei tempi passati, no? Perché ci sono quei momenti quando magari si cresce, magari l'artista scompare, poi si risente quella canzone e dice: ma mi è tornato in mente anche questa canzone. È sicuramente bellissimo, e così poi succederà. Va bene, allora, visto che comunque anch'io faccio parte dell'agenzia Anima Spettacoli, direi che adesso vi vado a regalare anche un mio brano in attesa del nuovo che arriverà a breve. Sonia ha preparato tutto, adesso dobbiamo fare gli ultimi dettagli e poi sarà fuori. Quindi abbiamo deciso di andare a presentare l'ultimo singolo, quello che porta come titolo Bomba Atomica, che come sapete è il brano che voglio dedicare a tutte le donne. Adesso il nostro Sonny, nonché anche il mio arrangiatore, produttore e tutto il resto, la fa partire. E vi ricordo sempre di Pruitt Noise, mi raccomando, per tutti voi arriva Bomba Atomica! Trema, uno sguardo e solo si incendia, non è magia, non è trucco, sono battito nel tuo petto. Mi specchio, mi guardo, non da nel blu, forte se faccio molto di più, non c'è rivale, non c'è illusione, io la regina di ogni emozione. Bomba atomica, boom boom baby, tutta la stanza gira se passo. Bomba atomica, boom boom crazy, sono la luce che accende le strade. Una fiamma letale, un finale speciale. Non mi serve il permesso di nessuno, so che a modo mio lascio la scia del mio profumo. A ogni passo un tuono che esplode, se mi vuoi seguire tieni il ritmo e corri forte. Mi specchio, mi guardo, un'onda nel blu, forte selvaggio, molto di più, non c'è rivale, non c'è illusione, io la regina di ogni emozione. Bomba atomica, boom boom baby, tutta la stanza gira se passo. Bomba atomica, boom boom crazy, sono la luce che accende le strade. Una fiamma
nessuno, nessuno. Sono un uragano, un'esplosione, è fuoco che arde, pura passione. Bomba atomica, boom boom baby, tutta la stanza gira se passo. Bomba atomica, boom boom crazy, sono la luce che accende le strade. Oh, oh, una fiamma letale, oh, oh, un finale speciale. Boom. Amica, grazie! Nuovo singolo, tutto per voi, raga. Vi ricordo sempre che potete trovarlo in tutti i digital, sul canale YouTube di Bella, Spotify, insomma ovunque. E allora, in attesa del nuovo brano che arriverà a breve, vi daremo presto tutte le info. Abbiamo ballato, ci siamo scatenati quel ritmo di rock e adesso direi che è arrivato il momento di far tornare con noi Francesco Coppola. Eccoci, E siamo di nuovo qua. ciao Già. a tutti di nuovo. Bentornato Francesco. Allora, Io dimmi, tu? voglio fare un brano, 2 ne facciamo. ne stasera. faccio 2, Sì, con quale inizio? dei cover, Ok. del grande Carmelo Zappulla, Oh, ok. del maestro Carmelo Zappulla. Gli mandiamo un bacione, che è una persona davvero fantastica. Tra Io ho l'altro. avuto il modo di conoscerlo, è una brava persona. Sì, Comunque, molto. Anche i suoi figli. facciamo un'altra estate, Oh. la dedichiamo a tutti gli innamorati Bello, già ci piace. e poi facciamo... Scusa, ma anche che è innamorato di se stessa, va bene? Giusto. Insomma. Giusto. E l'altra? Soli. Belli, vabbè, ma comunque Francesco è sempre stato un amante di Zappulla dai tempi addietro, mi ricordo molto bene, e riproporlo è sempre una grandissima gioia. Francesco Coppola. L'estate basta e si vede lontano un solitario gabbiano che vola via verso un'altra scogliera dove c'è primavera. Il sole qui non scalda più. Se ne va sto giorno che muore con il suo rosso chiarore sopra di lui e facciamo l'amore sotto un vecchio ombrellone lasciati lì chissà da chi. E notte se ne va alle stazioni quasi ciao, chissà se tu ritornerai e giuro che mi penserai sino all'amore tu avrai, se la mia foto strapperai e se fosse un giorno il mio dito una nebbia metterai. E non è stato nada a Dio ma senza voce amore mio in testa con l'amore lontano io non me la sa, ti vengono a portarti più perché se incontro gli occhi tuoi di più coraggio non avrei per affrontare i giorni miei. Restare qui, come triste sapessi, come se mi vedessi, ancora qui,
Grazie. Dove è andata la donna che tu eri ieri? Quella che colorava le idee e pensieri. Inventare l'amore con te era un gioco da non smettere mai fino a che diventava follia. Una stanza d'ombra tu per noi, infinito, dove correre libero e poi prende fiato. Nei tuoi occhi una dolce allegria da bambina, ora in malinconia quella stanca tristezza che hai. Aspettando che l'anima mori, stiamo insieme ma siamo più soli, ci vuol poco a morire così. No, 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 soli, queste mani che cercano amore, se potessero almeno gridare, chiederebbero ancora di te. Ma tu la notte non ci sei, chissà quei sogni dove vai, e non ti accorgi che tra noi sta finendo. Siamo in tempo a salvare se vuoi questo amore, se ti resta qualcosa di noi dentro al cuore. Senza stelle un veliero non può navigare, ma se un'isola c'è raggiungiamo insieme io e te. Soli aspettando che l'anima mori, stiamo insieme ma siamo più soli, ci vuol poco a morire così. Queste mani che cercano amore, se potessero almeno gridare, chiederebbero ancora di te. Ma tu la notte non ci sei, chissà quei sogni dove vai, e non ti accorgi che tra noi sta finendo. Francesco Coppola, bravo Francesco, sempre Questi sono bellissimo. brani che io non canterò per sempre. Lo so, ma io te ti conosco, Per quanti sempre. anni ha che ci conosciamo adesso, Francesco? 14-15 anni. Davvero tantissimo, ma lui sempre, in tutti gli eventi, in tutte le serate, sempre Diciamo almeno che sono nato un brano di con Carmelo questi lo brani. fa, esatto, meno uno lo fa sempre, perché insomma... Cioè, anche c'ho i miei brani, Sì, attenzione, no, però no, questi ma- li canterò sempre. diciamo che stai parlando di un grande artista e siccome oggigiorno la musica sembra che stia prendendo una traiettoria sbagliata, andare a riproporre questi brani è meraviglioso, capito? Perché comunque ci sono anche le mode, no? Possibilmente in questo periodo c'è questa moda, poi questi sono i brani che resteranno per sempre. E quando Ci sono una... i brani quelli per i ragazzini, Esatto. diciamo. Ma sai che cosa penso io? Che un artista, un vero artista canta questo. Perché Deve essere comunque, così. esatto, la musica poi torna sempre là, quindi insomma è bello. Uno cerca di fare, diciamo, un brano più moderno. Ma ci sta anche, Certo, ci sta, ci sta. Anch'io faccio tutti i brani movimentati, tutti belli danzerecci, però questi sono i classici che non tramontano mai. Va bene, Fra, vuoi fare qualche saluto prima di andare?
Voglio salutare tutti i telespettatori, tutti gli amici che ci seguono, Facebook, TikTok, e un bacio alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli e a tutti quanti. Alla nipotina? Dopo, poi prima di chiudere torni qua solo per fare la foto, quindi poi dopo torni a prescindere prima di andare con l'ultimo brano, va bene? Okay. Grazie Francesco Coppola, grazie anche a te. Ci vediamo dopo allora. Grazie. Ciao. Allora, in ordine di scaletta direi che è tornato il momento di far tornare sul palco ovviamente lui, quindi riapplaudiamo il nostro Vincenzo D'Alessi con il maestro Salvo. Eccomi. Vincenzo, Rieccoci. buonasera Salvo, ora dopo ti facciamo salutare. Vincenzo, allora senti, mi è venuta una domanda spontanea. Visto che prima tu hai detto che giorno 4 vorrai presentare inediti, possiamo sapere bene o male quanti saranno gli inediti che presenterai o vuoi tenere ancora in suspense? 2, 3. 2-3 inediti. Ancora non lo so, voglio studiare meglio. Abbiamo 2 mesi ancora, voglia, per i Milani, 2 mesi prima ci pensi, Certo. Senti, dobbiamo fare una cosa speciale. C'è una ragazza alla quale voglio fare degli auguri speciali, anzi glieli faccio di nuovo perché prima non mi ha sentita. Dobbiamo fare tanti auguri a Luisa, che oggi è il suo compleanno. Tantissimi auguri Luisa. È il suo compleanno. Auguri, amore. Un bacio. Tanti auguri. Io prima bomba te l'ho dedicata, però non ci siamo arrivati, quindi adesso te ne dedichiamo un'altra, romantica, d'amore, qualsiasi cosa. Certo. Tutte per la nostra Luisa che oggi fa il Questa qui la compleanno. dedichiamo a Luisa Perfetto, con e tantissimi a auguri. tutte le persone che ci stanno guardando. Tutti belli di bella. Tutti belli di bella, anzi qualora ci state guardando in replica, raga, per i vostri eventi, i vostri spettacoli rivolgetevi sempre a Agenzia Anima Spettacoli, eventi di qualsiasi genere, raga, da quelli più piccoli a quelli più grandi, hanno tantissimi artisti diversi, quindi possono ricoprire sicuramente e soddisfare i vostri desideri e soprattutto riuscite sicuramente a trovare l'accordo perfetto, perché sono dei ragazzi che amano divertirsi, far divertire soprattutto gli altri, quindi rivolgetevi proprio all'Agenzia Anima Spettacoli. Allora, detto tutto ciò, con quale brano vuoi iniziare? Adesso facciamo un brano tuo o una cover? Cosa hai scelto? No, un classico. Un classico. Mala Catena. Bella, sai, questa non te l'ho sentita cantare mai qua. No? Quale cantata? No. Forse no, non lo so, forse Ora, sì. da quando abbiamo ripreso le puntate, No, adesso no. quando era più piccolo forse. Sì. Le cose cambiano, quindi direi di riascoltare. Bella, mi piace. La dedico allora anche a Mary perché Grazie. adesso per la Grazie, prima amore. volta. Ve lo lascio. Vincenzo D'Alessi. Grazie. Ehi. Tu vuoi carire, tu vuoi cagliare, mossa che non me la non può capire, e non può capire. Ma la compagna mia, ma la catena quando perdona pure io facendo che anni che cadrai con me, ma non mi cade sangue non ci scontaio come te, ma mi desidera non può che bene, voglio pagare quella che me. Ma la catena era una buona figlia, una rosa più una rosa, e già volevo sposa, felice in braccio a me, e mi scordai per te. Mia, ma la catena
peccato non hai con me, ma non peccato è stato me. Non ci ascoltai come te ne. Fammi desiderare dopo che bene. Voglio pagare quella che me. Ma la catena fammi morire per te. Ma la catena, ma la catena. Andiamo alla prossima. Cosa facciamo, Salvo? Oh, terza elementare. Complimenti. Non potevi scegliere di meglio. Ormai sei fatto tardi e gli alunni vanno via. La classe è quasi vuota e resta solo tanti. Ma piccia sigarette, aspetta scrivania e guardi i banchi vuoti, con tanta nostalgia. Ricordo una bambina, e mi ricordo, e come mi ricordo, che stava in prima fila, con due treccine bionde, e l'occhio nero nero, lavamo una mattina, se l'è portata via, povera figlia mia, non l'ha già vista più. Io non ce la faccio più, a figlia mia voglio vedere. Chissà, chissà tu sai, si pensa ancora al suo papà, mi senti sciampazzì, ti prego di farla durare, aspetta sempre qua e sono pronta per tornare. Solo mi sento sola, oggi nessuno sa come me, piango con passi liberi, quando tu banco non vengono a tenere. Io non ci faccio più, la figlia mia voglio vedere. Chissà, chissà tu sai, si pensa ancora al suo papà, mi senti sciampazzì, ti prego di farla durare, aspetta sempre qua. E sono pronta per tornare. Salvo, durante la lezione, quanta malinconia, pure una creatura, io vengo figlia mia, e mi zanare sa te, alla crema nasconde, pensa una figlia mia. Ma non si sa più, nessuno più mi pensa, e che grande delusione, non tengo più l'amore, e meno più l'onore, e mi sa si creatura. Figlia mia, amore non si sa più, io non ci faccio più, a figlia mia voglio vedere. Chissà, chissà tu sai, si pensa ancora al suo papà, mi senti sciampazzì, ti prego di farla tornare, aspetta sempre qua, e sono pronta per tornare. Sola mi sento sola,
oggi nessuno sa come vedere, Dagli con passi libri, quando tu banco non venga a te, io non ci faccio più, a figlia mia voglio vedere. Chissà tu stai, si pensa ancora al suo papà, mi senti sciambazzi, tu prego ti parla tornare, aspetta sempre qua. E sono che pronta per donare. Professore, no, volevo prima domandargli, la sua figlia quando viene a scuola? Lei dice sempre domani e invece non viene mai. Professore, ma cos'è? Lei piange? Piccola mia, è come si chiama? Ma non vedo più la figlierella mia. Questo posso fare. Prego notte e giorno a Dio. La donna mi fa abbracciare mia figlia. Ti prego Dio, falla tornare. Grazie a tutti, grazie. Grazie a Messo Salvo, grazie mille. Grazie a tutti. Bravissimo Vincenzo, Grazie, bravo. Mary. Scusa, devo dire una cosa, ma dalla regia si divesti. Tu non l'hai sentito il commento? Te lo dico dopo. Appena è finita la canzone, Sonny ha fatto un'esclamazione e poi voi l'avete sentito? Cioè io da là dietro l'ho sentito e poi tutti quanti non l'avete sentito. Esatto, cioè veramente. Va bene, allora Vincenzo, questo è solo un piccolo assaggino di quello che fa. Complimenti per Malacatena, bravissimo, Grazie. bravissimo, Grazie. bravissimo. Ma stiamo parlando di tanti tempo fa, raga, ma io non me lo... No, ma no. Sì, prendila, perché vuol dire che non ce la ricordiamo nessuno. Tu vuoi fare qualche altro salutino prima di andare? Anche perché poi comunque dopo ti faccio rientrare. Sì, specialmente voglio salutare il mio piccolo fratellino William, di 1 anno e mezzo. Ti mando un bacio, amore mio. Piccolo, un bacino grande grande. E niente, noi ci rivediamo dopo. Va bene? Grazie A dopo. Vincenzo, Grazie a a tutti. dopo. Grazie Salvo, con te ci vediamo dopo. A dopo, anche perché dopo ti faccio spendere 2 parole, ok? Adesso siamo arrivati al ritorno nuovamente del nostro Francesco Quadarella. Torna a sta casa, siamo di nuovo aspetta a qui. te. Siamo Bentornato di nuovo qui. Francesco. Ma certo che siamo ancora qui, l'avevamo annunciato che saresti tornato, che sarebbe... Mi autoprendo in giro da sola. Allora, questa volta cosa ci fai sentire? Qualche altro brano tuo? No, voglio accontentare un pubblico di una fascia un pochettino più grande già piace. ho preparato una piccola carrellata di classico napoletano. tutto Un bel questo. medley, Sì, allora. sì. Va bene. E allora siamo pronti per ascoltarlo? In allegria? Sì, sì, sì. Come piace a noi, Francesco Quadarella. A dopo. Come ti lascio dicono me cose che non mi potete, che non ho preso, che però dico bella che una rosa, se potete che gli ogni anno scusa, lasciala sento a me, che non è cosa, tu va biondo sei troppo onesto che l'è nato per l'uomo non esiste. Allontana da sta maestra quando viene di figlia mamma. Non ho visto che ne passa, dice un cielo con 100 mosse. Ma fatto rendere il potelasso, ti fa perdere la mia benetà.
Scapriccia della mia mattina casa, se non vuoi in galera, dinta sto mese. Non che pregando solo un faccio, ogni figlio s'appiccia, so vede passare. La sigaretta in bocca, una mano in da sacca, e se ne va a smasciarsi per tutta la città. O Sarracino, bello guaglione, o Sarracino, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle corde, sapeva fa amore, malandrina, e tentatore, solo tanto per fa innamorare. E la bionda sapolina, e la burra se ne muore, e veleno per la vita, che se femmina della fa. O Sarracino, bello guaglione, o Sarracino, tutte femmine fanno innamorare. Facciamo Maria, che sono senza io, spero da rapire, non bravo non ne pace, a lotta faccio io, sempre passacatore, sperando ci vada là. Oi Maria, quando sono aperto per te, fammi dormire, nada può abbracciare per te. Oi Maria, quando sono aperto per te, fammi dormire. Oi Maria, fammi dormire. Oi Maria. Vero mare quando è bello, spira tanto sentimento, come tu occhi di mente, lasciato facendo. Guarda su giardino, senti si giura l'angelo, lo profumo così fine, in tuo cuore se ne va. E tu dici ma non t'addio, da lontano da sopra, dalla terra dell'amore, di cuore non torna. Ma non me la sa, non darmi su dormiendo, torna sorridendo, fammi campare, non
mamma sta dormiendo, torna sorridendo, fammi campare, fammi campare. Tu sono come giornalette e mamma ti minaccia e padre ti sarcaccia. Ti fanno girare capo sti fumetti guardando il tuo specchio, vuoi fare toriatore come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood. E questa scusa di nessuno io come torero ti si piazzato in capo su sombrero. Dici che sei spagnolo e non io vero, e nacchi in da sacca va a ballare, mescolando bolero che sambio cia 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 torero. Questi basetta sudamericano, uno si va a lavare come se le picchie, torero, torero, olè, torero, torero, olè, torero, torero, olè. La buchella fruttule, dice di una paccinella fruttule, che dice che fai che mezzo medaglia fruttule. Io mi mori per te, oh come è bella fa amore per te, oh quando a volte ti voglio passare, oh come è bella fa amore per te, oh quando a volte ti voglio passare. Metti la mano nella bocca sana, fruttule, rompa una spina che mano vino, fruttule, che dice che fai che mezzo medaglia, fruttule, io mi mori per te, oh come è bella fa amore per te, ah, quando a volte ti voglio passare, oh come è bella fa amore per te, ah, quando a volte ti voglio passare. Grazie, grazie a tutti, grazie. Un medley bellissimo, Francesco. Bellissimo, l'abbiamo sfumato perché dura tanto. Bellissimo, Francesco Quadarella con questo medley meraviglioso. 30 minuti, vabbè, non mancherà sicuramente l'occasione di farlo sentire. Questo lo tutto. facciamo nelle serate più che altro per chiusura. Certo, quando insomma, perché comunque un medley molto movimentato, molto bello, pieno. Le persone che ma è bello, non solo coloro, penso che questo piace a tutti, questo stile. Francesco, esatto, riuscire a cantare 30 minuti senza fermarsi è una grande cosa, quindi complimenti a te per aver avuto anche la voglia di creare un medley del genere, perché anche se si canta tanto tempo, di solito tra un brano e un altro si scambiano due parole, ma fare 30 minuti un'unica tirata, insomma, non è facile, quindi bravo, complimenti Francesco. Io voglio ringraziare l'agenzia Anima SC Spettacoli, al mio produttore Filippo Ippolito della PF Record, certo, e tutte le persone che, ripeto, mi stanno dando tanto supporto e niente che dire, sono contento. E noi siamo bacio contenti. a tutti. Aspetta, non te ne andare, prima di andare stavo dicendo se c'è qualche altro saluto, perché ora voglio fare entrare tutti per farci la foto, quindi facciamo entrare in primis i due pilastri, anzi no, facciamo una cosa, prima faccio entrare Francesco Coppola insieme a Vincenzo D'Alessi. Ragazzi, tornate qui. Il nostro Ciccio Coppola, eccolo qua. Vincenzo, eccolo qua. E adesso vorrei anche i due pilastri dell'agenzia Anima
Spettacoli, ovvero Carmelo D'Alessi è il nostro, che noi lo chiamiamo Salvo, il nostro tastierista, ma anche lui è parte dell'agenzia. Buonasera Salvo. Allora, prima di fare parlare voi due, mettiamoci tutti in posizione foto, raga, che ce la facciamo? Siamo pronti tutti, vicini? Al 3, 1, 2, cheese. Allora, la foto come sempre la troverete sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram di Bella Radio, troverete questa fotino ricordo. Ora ragazzi, io voglio rimanere con Carmelo e Salvo, se voi volete dire qualcosina fate, mi state buttando nel bagno tra poco, mi fate un poco più in là che sto veramente arrivando su Antenna 1, no sul bagno, qua c'è Antenna 1. Volete fare qualche altro salutino prima di andare? Io saluto a tutti quelli che sono in ascolto, un buon grande bacio e un grande abbraccio da tutti noi. Grazie Francesco. Mince, vuoi dire qualcosa? L'altro Francesco? No, già hanno salutato, basta, siete di poche parole stasera, vabbè. Voglio salutare a tutte le persone che ci stanno ascoltando e niente, specialmente un bacio lo mando alla mia famiglia e devo ringraziare a Carmelo D'Alessi che è mio papà giustamente e a Salvo Conte perché comunque grazie a loro siamo qui. Grazie a loro. Grazie all'agenzia Anima Spettacoli, esatto. Ed infatti proprio con loro mi volevo soffermare due minuti, perché ovviamente stasera sarà Carmelo a chiudere. L'altro microfono l'avete lasciato di là, vero? Sì, bravi, complimenti. Carmelo che lo conoscete, ci facciamo più avanti per favore, mi sta venendo l'ansia stasera. Carmelo che ovviamente lo conoscete. Tu prendi sto microfono? Ecco. Sì. Buonasera Carmelo. Carmelo che lo conoscete tutti perché insomma Carmelo non canta da 2 giorni ma canta davvero da tanti anni. Vincenzo forse ancora nemmeno era nato quando ha iniziato a cantare. È davvero passato una vita. Adesso diciamo che si è messo un po' dietro le quinte, ma ogni volta che viene io gli dico sempre Carmelo vuoi cantare? È nata l'agenzia Anima Spettacoli insieme a Salvo, esatto, un'agenzia che allora alcuni degli artisti quasi ogni settimana stiamo facendo una puntata diversa e state vedendo girare alcuni artisti, ma possiamo dire che ci sono anche artisti importanti che fanno parte dell'agenzia, insomma possono contattarti ad esempio tutti gli artisti in generale. Basta contattarli. Oggi per esempio so che c'è avuto anche voglia, c'era chi cercava Angelo Famao, insomma anche nomi tutti, quindi quando Anima Spettacoli è un'agenzia reale per qualsiasi cosa, per qualsiasi evento, comunque non solo artisti di musica napoletana, ma tutti. Piccoli artisti e grandi artisti, piccoli eventi e grandi eventi. Quindi rivolgetevi a loro. Abbiamo il numero di telefono qualora lo vogliamo dare immediatamente? 352 08 97 271. Comunque potete contattare anche noi, vi diamo i contatti e comunque come dicevamo c'è la pagina TikTok, pagina Facebook, potete avere tutte le varie informazioni dagli eventi piccoli come diceva appunto Carmelo agli eventi grandi. E come presentatrice ci sarai sempre tu. Ci mancava. La sincerità di Mary Milani, tipo quando le cose ti escono spontanee. E quindi raga comunque ci divertiamo perché un regalo. Perché questa cosa la volevo dire. Ogni volta lui non vuole cantare. Allora Carmelo a me è sempre piaciuto perché ha un genere musicale molto bello, è diverso, sì, regalo. Sì, faremo certo. Faremo il Prete 2.0. Ragazzi, allora O Prevede è un brano che Carmelo ha fatto e lui l'aveva trascurato. Ora hai fatto non l'aveva trascurato, si sta mettendo da parte. No, mi ha portato tanto fortuna perché siamo stati anche in Svizzera con quella canzone. Ecco, e ora l'ha rifatta nel 2.0. 2.0, ora è riarrangiato. La cantiamo? Subito. Con il maestro Salvo? E chiudiamo. Così. Allora diamo anche la buona serata, sperando a tutti e sperando che tutti voi vi siete divertiti, che vi siete rilassati insieme a noi. Vi auguriamo un buon inizio settimana e una buona serata. Grazie a tutti. Ciao Carmelo D'Alessio. Grazie. Carmelo Prevede 2.0. Quanto sono curiosa. Vai gentleman. Mezzo un parente cardinale, papà volesse che facessi prevede, io che mi appiccio annanzi una pagliona, solo a freno poche cosce fuori, tengo debole, va per la vita,
problema che non tengo manco a me mi piace a te, a me mi piace a te, a me mi piace troppo femmina. Io che ci posso fare, se la femmina mi dà, mi pare che posso fare breve. A me mi piace a te, a me mi piace a te, a tengo in tuo sangue femmina. E ciò caro papà, cerca di rassegnare, non muto non può mai parlare. Non sono nato per indulgenza, penitenza e castità, non posso ricevere messa, non tutti per brevità. A me mi piace a te, a me mi piace a te, a tenere in tuo sangue femmina. È inutile a parlare, con tutta la volontà, o breve che non posso fare. Avessero parlato che le lettine che mi hanno visto insieme signorina, e forse papà mio si convincesse la femmina per me è un chiove fisso. Io volesse senza mogliere sulla così cagna suona per sé. A me mi piace a te, a me mi piace a te, a me mi piace troppo femmina. È inutile a parlare da volontà, non si fa breve. A me mi piace a te, a me mi piace a te, a tenere in tuo sangue femmina. È inutile a parlare con tutta la volontà, o breve che non posso fare. Indulgenza, penitenza e castità. Dentro sangue femmina e non ti ha parlato. Buonanotte, grazie a tutti, buonanotte.